Dal Vinitaly parte anche il conto alla rovescia ad un noto evento organizzato da Ice Veneto che è rimasto sospeso purtroppo per questi 2 anni di pandemia e che ripartirà il 14 e il 15 maggio in centro a Treviso. Presidente, siamo in compagnia appunto del presidente di Ice Veneto, Marco Aldegheri, che ci racconterà cosa succederà a Treviso in queste 2 giornate. Beh, è un grande ritorno, insomma, dopo tutta questa lunga attesa finalmente ritorniamo in piazza, in questo caso, letteralmente, con l'evento che rappresenta, diciamo, e mette in campo il grosso lavoro che ogni anno facciamo con la guida regionale, la guida Venezia, la guida ai vini del Veneto. In questa occasione c'è la possibilità, calice alla mano, di andare, come dire, a confrontarsi con i tantissimi vini che sono stati recensiti e sono oggi consultabili su questa guida. Quindi un banco d'assaggio esteso a tutto il centro storico, occuperà tutti gli spazi più belli del comune di Treviso, con la possibilità di trasformare l'esperienza della degustazione anche in qualcosa che è intimamente legato alla cultura e alla bellezza della città. Oltre al vino, naturalmente, un sacco di eventi collaterali, anche degustazioni guidate, le visite nelle osterie, nei ristoranti che hanno aderito a questa iniziativa. Ma quindi è un'esperienza che va oltre la degustazione dei vini? Sicuramente sì, direi che Treviso fra l'altro si presta magnificamente a esperienze, diciamo, a 360 gradi, perché potremo confrontarci con questa città, con gli spazi più belli e accedere anche a spazi artistici guidati da accompagnatori turistici e naturalmente poter, come dire, immergersi nella ristorazione trevigiana grazie a una bellissima collaborazione con i ristoranti e le osterie del centro storico. Perfetto, allora Ice Veneto vi attende in centro Treviso il 14 e il 15 di maggio.